si baciano, quindi baciatevi. Uno voleva farlo. Forza, baciatevi, baciatevi. Peccato, guarda, sai, mi dispiace perché questa realtà, secondo me, doveva essere conosciuta un po' da tutti, questo amore così forte, così passionale, ecco, doveva essere veramente. Che ne sono? No, si rompe un Peccato, comunque ogni impedimento è un giovamento. Beh, quello sì, senz'altro. Ti è caduto il foglietto, non c'è stare. Grazie. Prego, tesoro. Voi siete meravigliosi, io lo metto qui nella mia borsa così non lo perdo. Dato che adesso il collegamento è caduto e purtroppo, diciamo per fortuna siamo da soli, sì. Io vi confido una cosa. Cioè? Io sono come voi. Ti piacciono le donne? No! Sei gay? Ma che c'entra? A me piacciono gli uomini, come a voi, no? Certo, ma a lui piace soltanto il sottoscritto? No, perché la soprattutto. E se proprio devo essere sincera, io stasera uno sfizietto me lo sarei tolto. Con chi? Soprattutto con te. Con te? Con te? Si rompeva il voce. Con te? Con te no? Con te? Che si spoglia? Non lo so. Con te? Con te? Aspetta. Con te? Calmati un momento. Con te? Succedendo? Non lo so. Gioia. Con te? Ha fatta male per parlare. Con te? Vieni qua che ti faccio vedere Napoli che non è stuta, Gioia mia. Vieni qua. Ma tu non sei un gay. Ma che l'ha detto? C'è un mascolazzo dentro che appena ne esce fa la guerra. In pratica il gay sei solo tu. No, In aspetta. pratica così. Cioè. Sediate, mi ci vede che pure io se tu vedo cose giuste, invece non è che dobbiamo fare questo va bene. Allora, voi siete due imbroglioni. No, io sono mascolo. A me non interessa. E mi chiamo Salvatore. Voi siete due truffatori. È semplice. Pamela, scusa, No, Pamela. non c'è niente da scusarsi. Pamela. Mi dispiace che Vieni da dentro che ti faccio arrecchiare. Pamela, Che schifo. mettiamoci d'accordo. non c'è niente da mettersi Ti prego, d'accordo. Pamela, per Perché io favore. sono una donna integerrima, tutto Prego. un pezzo, Portami me ne con te, vado, Pamela. vi abbandono Per favore. e voi mi fate schifo. Pamela, per favore, Pamela, per favore, Pamela. Pamela, non sai quello che ti hai perduto. Ti potevo fare girare la testa. Farti provare che significa sesso. Ora sarai soddisfatto, giusto? Cioè, ora hai potuto dimostrare che sei un maschio, Ma perché? che sei un uomo, perché te l'ho ti detto. stava stretta questa cosa, Certo, giusto? sempre prima o poi a chiamare un esatto. maschio usciva. Che cosa ti costava? Eravamo quasi arrivati alla fine, arrivava il finanziamento. Che cosa ti costava? Altri 5 minuti, dovevi fare altri 5 minuti l'uomo cool, altri 5 minuti di essere cool. Toti, Eh. ma vaffanculo! Signore Signore e signori, Toti e Toti.